ciclo d'America che esponiamo al Magazzino del Sale quest'anno si compone di 16 grandi opere, grandi tele, 2 metri per 2 metri circa, di cui ne esponiamo 14. Questo ciclo apre ad un nuovo momento di lavoro pittorico. Si era molto speso con la parte grafica anche per avere una coerenza in qualche modo anche diciamo politica, fra virgolette. Il De America, che parte più o meno in mezzo agli anni 70, quindi intorno al 75, recupera questo spazio che era diventato per lui difficile, complicato, e insieme a esperienze che lui ha vissuto proprio negli Stati Uniti, dove era stato chiamato negli anni 60 e poi anche negli anni 70 a tenere delle lezioni all'università, e dove insieme ad Anna Bianca hanno viaggiato anche da costa a costa in macchina loro due, quindi cercando di capire la ragione prima di questo grande paese per cui c'era da un lato una grande attrazione ed anche per poter diciamo, capire la strutturazione così sociale di quel luogo. Ecco, infatti in mostra sarà esposto anche un video che girato proprio da Vedova, da Emilio, con la sua frenesia e con la sua, diciamo, nervosismo. È un documento di viaggio di grande interesse. Diciamo, il ritorno chiamiamolo così, a una certa pittura da parte sua, proprio si rifà anche a certe analogie che lui trovava tra le strutture architettoniche americana, New York, Chicago e altre città di quel tipo, e la struttura urbana veneziana, Ecco, con le dovute differenze, però l'impianto, diciamo, sul piano, diceva lui, la questione delle luci e anche il lavoro proprio sul piano, come era nella grande tradizione della pittura veneziana, lo affascinavano moltissimo, Quindi è riuscito a mettere insieme questa parte di struttura del proprio lavoro, che si potrebbe anche riferire a certi suoi lavori più giovanili, cubofuturismo, eccetera, ecco, alla condizione che lui andava cercando in certe situazioni proprio delle città americane, Quindi l'Islam, la povera gente, diciamo, tutte quelle situazioni che lo affascinavano e lo interessavano per i suoi motivi. Io me lo vedo lui che si metteva in una di queste avenue o grandi strade, non dico a contare i piani grattacieli, ma quasi, pensando a cosa c'era dentro, a quali contraddizioni dentro questi piani, dentro questa stratificazione di luce e di materie che lo affascinavano e lo intrigavano in tutti i modi, e che posso capire come lui trovasse diciamo, una relazione fortissima col suo essere un veneziano, ragazzino, dentro a un barocco di luce che non si fermava mai e che era la dinamica del suo lavoro. Ecco.